Ben collegati in diretta con il Paralido di Valdagno. La giornata è la numero 5 del massimo campionato di hockey pista stagione 2022-2023. Trova Galbas quasi no look a questo passaggio. Galbas che rientrava, gran palla dentro. Joao Pinto per Joan Galbas. Trissino che passa 8 secondi dopo i 19 del catalano, niente da fare per Bruno Sgaria. E c'è il pareggio, attenzione, la pareggia subito, la pareggia Valdagno, andiamola a rivedere, 1-1 subito. Ancora Giulio Cocco, la mette lì, la mette dentro Cocco per Jordi Mendez, appostato sull'altro palo. Mamma che pallina che è filtrata qui. Ripassa Trissino. Partita che adesso si fa decisamente incandescente. La finta di Pinazar per Gavioli. La finta di Pinazar per Gavioli che deve solo metterla alle spalle di Sgaria. Attenzione alla botta, può cercare la rete Ojeda. Perché adesso c'è un cartellino blu. Vediamo cosa sceglie per la battuta Giulio. La finta di Cocco. Poi prova l'alza, schiaccia e lo trova. E quindi porta a 4 le reti trissinesi. Ancora Giulio Cocco, anche lui in campo dal primo minuto. La botta di Cocco! Mamma mia qui! Pallina nel 7, imprendibile. Sull'altro lato della porta, sul tentativo di Malagoli. E gol! Emanuel Garcia, la mette lui! La mette lui, non è finita Valdagno. 4:16 da giocare, missile nel 7. Il gol offensiva, ancora Giuliani, ci prova lui, mezzo a 3, Giuliani prova a mettere il gol di Davide Nadini, attenzione Valdagno c'è, 2 gol in 10 secondi, stoppa tutto Nadini, 1 contro 1, ci prova Nadini, il gol ancora in rete Garcia! Sulla respinta corta, palla che resta lì, non se ne accorge nessuno. Arriva Garcia e segna la quarta rete. Vediamo un po' Giuliani già dall'altra parte. Si prova Giuliani. E qui per fermarlo non c'erano molte opzioni. Pesa mezza tonnellata qui, non 155 grammi. Tutto pronto, Motaran, la botta, la parata di Super Stefanone Zampoli. Sta mantenendo ritmi, partita si è mantenuta su ritmi davvero altissimi. E c'è decimo Trissino. Nadini contro Zampoli, vediamo un po'. Tutto pronto, la parata di Stefano Zampoli. Il Pinazar può caricare la botta. C'è un aggancio secco qui. Andiamo in diretta, tutto pronto. Parte Giuliani. La finta di Giuliani. Gliela parata ancora di Stefano Zampoli. Invalicabile. Il ciupete chiamato. Eccolo qua. Frittata completata. 10° fallo. Tutto pronto. La finta di Cocco. E poi la mette lì Giulio Cocco. Il gol di Giulio sulla punizione di prima, porta a 6 le reti trissinesi. Gavioli, Nadini per Cocco. Cocco in vantaggio. Cocco la mette lì per Joao Pinto. C'è il gol del capitano.
2 contro 1, intanto attenzione Cocco, lo ferma Giuliani, qui c'è Joao Pinto, può partire, fa segno che può partire Rondina, la finta di Ojeda, gliela para ancora Zampoli qui. Vabbè, termina qui allora ufficialmente adesso questo dermissimo della Vallata, ribadiamo il risultato: Trissino 7, Valdagno 4.